Buonasera e bentornati a un nuovo appuntamento con Cronache Venete, una goccia nel mare dell'informazione. L'ULSS 10 del Veneto Orientale lancia un nuovo servizio, prenotazioni delle visite online per evitare le lunghe code agli sportelli. Per noi è andato a scoprirne di più Mauro Zanutto. Vediamo. Le code al centro unico di prenotazione sono destinate ad avere vita breve. L'azienda sanitaria ULSS 10 ha infatti attivato il nuovissimo iCoop, servizio di prenotazione online con il quale è possibile effettuare tutte quelle operazioni eseguite allo sportello, per telefono o mediante posta elettronica. Con iCoop è invece possibile prenotare, spostare o cancellare la propria visita o esame da qualsiasi computer collegato a internet, sia che si tratti di una prestazione del Servizio Sanitario Nazionale con ricetta rossa o in libera professione, cioè a pagamento. Come funziona la prenotazione online? Si inizia accedendo al sito dell'ULSS 10 www.uls10.veneto.it. Nella spalla destra nei link utili c'è il CUP online, si clicca sul link, comparirà una pagina in cui se è un nuovo utente si clicca in questo e ci si registra nella form richiesta, nei vari dati e alla fine si clicca su registrati. Effettuata la registrazione si mettono sempre nella pagina le proprie credenziali date dal codice fiscale e dalla password e si clicca su accedi. A questo punto ci dà le tre opzioni: prenotazioni con la ricetta rossa o in libera professione, oppure qui troviamo tutte le proprie prenotazioni effettuate. Nella ricetta con la ricetta rossa si digitano tutti i dati della ricetta, quindi scriviamo quello che il medico ha richiesto e si clicca procedi. Verranno fuori le prime date disponibili, quindi per i vari 3 presidi ospedalieri, un riepilogo della prenotazione e alla fine con procedi si effettua la prenotazione. Alla propria casella postale, mail, arriverà un promemoria e qui si può aprire il promemoria che abbiamo effettuato della prenotazione. Effettuata la prenotazione della visita è possibile stampare questo promemoria che oltre alla data della prestazione è molto utile per pagare il ticket. Basta introdurlo in questa macchinetta emettitrice elettronica, la quale legge il codice a barre e anche in questo caso non serve più far coda.